Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. L'avete sentito anche dai nostri titoli, è arrivato il primo semaforo verde del Consiglio regionale al referendum sull'indipendenza. Il referendum sull'indipendenza del Veneto ha superato lo scoglio della Commissione Affari Istituzionali e ora veleggia verso la discussione in Consiglio regionale. Approvato a larga maggioranza con i voti di Lega, Forza Italia, Nuovo Centrodestra, Futuro Popolare, Unione Nord-Est, il provvedimento è stato affiancato da un'altra proposta di legge, votata dagli stessi consiglieri, che affida al Presidente della Regione il compito di negoziare maggiori condizioni di autonomia per il Veneto e prevede un diverso referendum sullo Statuto speciale della Regione. Credo che poi l'espressione finale sia su un provvedimento che sull'altro abbia dato la testimonianza di voler sentire assolutamente il parere da parte del popolo veneto. Per la storia politica della Lega, che ha sempre fatto battaglie da questo punto di vista sia sul federalismo, sull'autonomia e anche sulla secessione, essendoci due proposte di legge differenti, credo che sia giusto sentire cosa ne pensa il popolo sia sull'uno che sull'altro versante. Indignata l'opposizione, che è uscita dall'aula senza partecipare al voto. È un atto illegittimo, incostituzionale, che ha un rischio secondo me anche di carattere penale, comporterà lo scioglimento, la decadenza del Presidente della Regione e lo scioglimento del Consiglio regionale. Controproposta dell'Italia dei Valori, che chiede invece un improbabile referendum per la fusione col Trentino Alto Adige. È una fusione prevista dalla Costituzione italiana. Cosa diversa è questo PDL approvato sulla proposta di referendum per l'indipendenza, che è illegale e illegittimo. Mentre il decano del Consiglio, Carlo Alberto Tesserin, bacchetta istituzioni e media nazionali, colpevoli a suo dire di aver sottovalutato i sentimenti indipendentisti del popolo veneto. Io ho avvertito una certa saccenza in termini anche istituzionali. Non si può fare, sciogliamo il Consiglio, è tutto impossibile e quindi quasi state buoni, mettetevi in riga. E quindi mi pare invece molto sbagliato, tutto il contrario di quello che invece è stata l'espressione veneta. E proprio nel giorno del voto in commissione sull'indipendenza del Veneto